Prova a pensare a un luogo da sogno per una vacanza, uno dei posti da cartolina qui in Sardegna. Ora immagina che quel paradiso, in un attimo, si trasformi nel teatro di una violenza assurda e ingiustificabile. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui, sull'Isola in Forma. Oggi ti porto all'Alghero, dove una cosa semplicissima, il rispetto di una regola, ha scatenato un vero e proprio pestaggio. Seguimi, perché questa non è solo una brutta storia di cronaca estiva, ma uno schiaffo alla nostra isola e a chi, con fatica e professionalità, ci lavora. Siamo in uno splendido villaggio turistico, il Baia di Conte, immerso nel parco di Porto Conte. È il tardo pomeriggio di domenica 24 agosto. Un barman sta facendo il suo lavoro quando un ragazzo di 15 anni gli chiede da bere. Il giovane però non ha al polso il braccialetto che il villaggio usa per identificare gli ospiti che hanno diritto alle consumazioni. E il barman, come è giusto che sia, e come prevede il regolamento, si rifiuta di servirlo. E ora te lo dico da sardo che si informa ogni giorno sulle fonti più affidabili. Quell'uomo stava facendo solo il suo dovere, ma quel no, un no corretto e doveroso, ha acceso una miccia incredibile. Poco dopo, infatti, si presentano i familiari del ragazzo, turisti campani in vacanza nella struttura. E non sono lì per discutere. Lo afferrano, lo trascinano nella retrocucina, lontano dagli occhi di tutti, e lo riempiono di calci e di pugni. Una furia cieca, scatenata anche quando lui era già a terra, indifeso. I soccorsi al 118, la corsa in ospedale, la prognosi è di una ventina di giorni. Le ferite sul corpo forse guariranno, ma prova a pensare allo shock, alla paura di essere aggredito in quel modo solo per aver rispettato le regole. Le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno già identificato i 4 responsabili e le indagini sono in corso. Questo episodio è un colpo durissimo rispetto alla dignità di chi lavora per rendere speciali le vacanze degli altri. E qui a te la parola. Che messaggio deve mandare la Sardegna dopo un episodio del genere? Come possiamo passare dalla semplice condanna a un'azione concreta per difendere chi lavora in turismo e per far capire che la nostra ospitalità non tollera l'arroganza?